tutti voi, buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Elettroshock. Il taglio ufficiale del nastro è fissato per il 23 luglio, ma già dal giorno precedente comincerà a prendere vita il programma che si svilupperà attorno al tema di questa edizione, imprevisti. Stiamo parlando della 31esima edizione di Mittelfest, il festival multidisciplinare di teatro, musica e danza di riferimento dell'area centroeuropea e balcanica, che ha il suo fulcro in Cividale del Friuli. Tantissimi spettacoli, alcune sono delle prime assolute, interpreti di grandissimo livello anche del nostro territorio, con uno sguardo sempre molto attento sul presente, sull'attualità. Ne parleremo nel corso di questa puntata di Elettroshock incentrata appunto su Mittelfest. Si alterneranno gli ospiti in studio questa sera per raccontarci Mittelfest nei suoi diversi aspetti. E allora iniziamo subito. Saluto e ringrazio per la presenza in studio Roberto Corciulo, presidente di Mittelfest. Grazie per essere tornato da noi. Buonasera. E un saluto e un ringraziamento anche a Giacomo Pedini, direttore artistico di Mittelfest. Buonasera. Buonasera, grazie. Presidente, ci siamo, pronti a partire anche con questa edizione? Prontissimi, è un'edizione che aspettiamo molto perché quest'anno finalmente siamo un po' liberi da tutti i vincoli Covid e quindi partiremo con un Mittelfest bellissimo, devo dire, molto emozionante, che spero molti vengano a vedere. Abbiamo già un buon riscontro sulle prenotazioni, sulle biglietterie in questo periodo e quindi sicuramente, come dire, l'attesa è grande, ma siamo anche convinti che il prodotto che è stato confezionato da Giacomo sicuramente troverà un grande riscontro nel pubblico, che è un pubblico, come abbiamo voluto lo scorso anno, è un progetto fatto per più pubblici, quindi va dai bambini, con un progetto mirato ai bambini, alle famiglie, alle persone diciamo più come dire, tecniche nel mondo della cultura, quindi riusciamo ad abbracciare veramente a 360 gradi tutto quello che può essere diciamo, messo a disposizione da questo festival, che è uno dei più belli e più importanti del centro Europa, e ci viene anche riconosciuto anche con dei riconoscimenti che magari dopo ne parliamo, speciali. Sui quali torneremo assolutamente. Vado dal direttore artistico per cominciare subito a riflettere sul tema al centro di questa edizione, quello degli imprevisti che sembrano ormai diventati una costante del nostro tempo. Gli imprevisti sono una costante di tutti i tempi, sono una costante dalla mattina alla sera, direi. Ma la cosa affascinante degli imprevisti e anche la cosa stimolante con gli spettacoli, soprattutto con lo spettacolo dal vivo, che attorno agli imprevisti gira, è la reazione agli imprevisti, no? Qualcosa che ti accade che non puoi sapere prima perché le cose succedono sempre sotto al naso mentre tu stai guardando un po' per i fatti tuoi e quindi reagirvi e quindi vedere che cosa succede. In fondo è quello che fa qualsiasi artista che lavora con un pubblico. Lo spettacolo non è mai lo stesso perché il pubblico non è mai lo stesso ed il gioco è proprio quello tra il momento teatrale, musicale, di danza, di circo e il pubblico stesso. La storia degli ultimi tempi ci fa pensare all'imprevisto forse come necessariamente a qualcosa di negativo. L'imprevisto però è anche quello che ci lascia a bocca aperta, che ci meraviglia, che ci stupisce. Non dobbiamo dimenticarci anche questo aspetto dell'imprevisto. Beh, sicuramente diciamo che nell'ultimo biennio la dimensione delle cose che non si volevano, potevano prevedere, parliamo naturalmente della pandemia prima e della guerra in Europa adesso, ci mette di fronte a qualcosa di spaventoso, questo è chiaro, ed è chiaro che si reagisce di fronte a qualcosa di spaventoso non negando ciò che è però pur vero che forse ci porta anche a guardare in maniera diversa quello che fino a un secondo prima valutavamo in un altro modo e credo che comunque in ogni caso, dato che l'avversità è altra, come dire, viene da fuori, l'importante è confrontarci a viso aperto.
e questo è assolutamente importante. Torno dal Presidente Corciulo, facendo riferimento ancora una volta ai tempi che stiamo vivendo, al recente passato che tanto ci ha condizionato e tanta voglia di normalità ha suscitato in tutti noi. Abbiamo scoperto, lo ha scoperto magari chi non ne aveva ancora consapevolezza, del ruolo centrale che ha la cultura in questo tempo. La cultura che diventa elemento di unione, elemento di confronto, ma la cultura anche che ci regala sorrisi, che ci regala meraviglia e ci dà speranza. Mittelfest di fatto incarna perfettamente quello che stai dicendo, nel senso che questo è il 31esimo anno, lo scorso anno è il trentennale, abbiamo festeggiato col tema Eredi questo percorso di ponte culturale che il Mittelfest è stato e ha voluto essere in tanti anni, proprio un'area molto particolare dell'Europa, questa che era stata divisa dalla guerra fredda per più di 40 anni, e la cultura è stata usata come strumento, è stata presa come riferimento per ricreare un tessuto di connessioni fra popoli vicini, e gli accadimenti di questo anno 22, che sono tragici, sicuramente hanno rafforzato ulteriormente il messaggio del Mittelfest, e tant'è che da parte nostra abbiamo voluto continuare a dare seguito a questa missione che il Mittelfest ha di essere ponte culturale per creare unione fra i popoli, fra le persone, e come diceva Giacomo, per far diventare consuetudine le cose che magari pensiamo distanti o quant'altro. Quindi questo fenomeno per noi è importante, e il fatto di lavorare su una dimensione non solo di territorio, ma come dire, anche nel centro Europa con i paesi contermini va in questa direzione. Si parla di Mitteleuropa, ecco, molto spesso parlando di Europa, riflettendo sull'Europa, si pensa alla parte occidentale, si concentra l'attenzione sulla parte occidentale. Ecco, questo festival, già prima che altri lo facessero per motivi legati proprio all'attualità, ha rivolto lo sguardo verso l'est, verso la parte orientale di questo continente, ponendo l'attenzione, lanciando lo sguardo contro aree, contro movimenti forse un po' troppo a lungo trascurati. Ma no, non direi trascurati, il tema è che purtroppo viviamo tutti la mediaticità del momento, e questo è un qualcosa che in qualche maniera ci distoglie dal vedere le cose molte volte con l'occhio giusto. Il muro è caduto 30 anni fa, nel 2019 abbiamo festeggiato, fra virgolette, 30 anni, e sono stati 30 anni di corsa di paesi che erano stati staccati, che hanno ripreso, diciamo, a vivere in un mondo, fra virgolette, normale, in un'economia normale, e sono cresciuti molte volte più di noi in termini proprio assoluti, economici, di investimenti in cultura, eccetera, solo che noi non ce ne accorgiamo. La Slovenia, che è vicina, fa degli investimenti nella cultura che noi neanche non ci immaginiamo, e questo è un dato, e noi lo stiamo verificando proprio anche in questo periodo legato al progetto di Gorizia 2025 e tutto quello che c'è dietro. Quindi purtroppo, ripeto, siamo sempre troppo molto, come dire, a guardare un po' il nostro ombelico e alzare la testa meno. Il Mittelfest sicuramente ha avuto questa sua finalità, che gli è stata consegnata da persone intelligenti in un momento storico qui dell'area. Noi, essendo comunque una regione di confine, dove si parlano più lingue, dove c'è comunque un'abitudine, diciamo, a vivere il confine in maniera normale, e non è una cosa semplicissima neanche da raccontare, credo che il Mittelfest sia veramente questo strumento potente che dobbiamo avere, come dire, ben chiaro tutti, diciamo, quello che fa, quello che porta. Poi adesso magari Giacomo ti parlerà del Mittelyoung, dove abbiamo coinvolto tantissimi giovani dell'Europa, sono venuti a visitarci a maggio i ragazzi vincitori, è stato un momento veramente bello, ma questo è un modo per mettere vicino le persone, e se non mettiamo vicino le persone poi alla fine i problemi ce li ritroveremo sempre. Ecco, a proposito di Mittelyoung, abbiamo detto un'occasione Mittelfest per riflettere, per indagare il presente e l'attualità, ma ovviamente sempre proiettati verso il futuro. Il coinvolgimento delle giovani generazioni, dei giovani artisti in questo senso è fondamentale. Come è andata Mittelyoung?
Mittelyoung è andata molto bene, intanto con una novità. Quest'anno, a parte gli artisti che arrivavano da vari paesi europei, la novità più bella è stata che anche i curatores, cioè coloro che li hanno scelti per i 9 spettacoli a maggio e per i 3 vincitori che torneranno dal 29 al 31 luglio, erano anch'essi un gruppo di persone da vari paesi europei, perché quest'anno abbiamo avuto una presenza austriaca grazie alla collaborazione con il Karintiger Sommer Music Festival, la presenza slovena grazie all'SNG di Nova Gorica, ma anche i vincitori dell'anno scorso, quindi Repubblica Ceca, Germania. Ecco, questo è stato un po' il microcosmo veramente mitteleuropeo di Mittelyoung, che ha portato a Cividale degli spettacoli, alcuni già veramente molto interessanti, anche per novità delle proposte, per slancio. Vedremo a fine luglio veramente un meraviglioso spettacolo di danza, Nymphs, di questo giovanissimo coreografo che ha 21 anni e che in Olanda, grazie a un ottimo sistema di promozione dei nuovi artisti, ha già avuto modo di venire fuori e quindi di arrivare subito in Italia, ma anche a Senza Sparsa, un monologo molto toccante, e come Vacation for Love direi un concerto sui generis, ma soprattutto ancora di più quest'anno, grazie proprio alla collaborazione con il Karintiger, abbiamo la possibilità di godere i frutti anche del lavoro del nuovo gruppo di curatores che ci sono in Austria, che hanno scelto uno spettacolo che andrà nel nostro festival partner, che è il Karintiger Sommer Music Festival, questo concerto di una giovanissima e bravissima cantante olandese ma di origine asiatica, Niala, che ha una voce straordinaria, e se non ci fossero percorsi come Mittelyoung o come Karintiger Sommer Under 30 non scopriremo delle perle, non potremo regalarle al pubblico, e questa credo sia la cosa più importante. Mittelfest, 28 progetti artistici provenienti da 15 paesi, 20 prime assolute o nazionali, numeri sempre molto importanti, dicevamo con attenzione alla qualità, ma avendo cura anche di immaginare un programma, un palinsesto di eventi, come diceva prima il Presidente, che vada incontro un po' a tutti, che possa ampliare insomma la platea di spettatori il più possibile, con questa attenzione particolare per le famiglie e anche per i bambini. Assolutamente, io credo fortemente che se il festival è quello che deve essere, cioè una festa di una cultura anche alta, raffinata, la raffinatezza è qualcosa che si costruisce col tempo, con la frequentazione, e allora credo che sia giusto rivolgersi a tutti i pubblici, perché poi le forme di finezza sono molte e si parte dai bambini, quindi il progetto famiglia è questo. E il progetto famiglia non è con spettacoli di poco conto, perché uno, per esempio, Cucù di Anatolia Kerman, è uno spettacolo di uno dei più grandi clown al mondo. Kerman ha lavorato con Tim Burton per il film Dumbo, quindi stiamo parlando di un grandissimo interprete, e questo è il primo tra l'altro di spettacoli del ciclo del progetto famiglia. Ma poi non solo, anche la possibilità di pensare il festival come momento per scoprire la città, e quindi gli spettacoli in riva del Natisone, anche lì un bellissimo lavoro di circo, Vizios, e poi al Museo Archeologico, a Palazzo dei Nordis. Ecco, credo che questa ricchezza sia importante, anche con qualche puntatina in salsa pop che non mancherà. Noi ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, ma continueremo a parlare di Mittelfest tra pochissimo. Di nuovo insieme per parlare di Mittelfest, taglio ufficiale del nastro il 23 luglio, abbiamo iniziato a entrare un po' nell'atmosfera e nello spirito di questo festival, un festival che vive nel territorio e per il territorio che lo ospita, è così Presidente, un legame stretto e forte, sì, radicato negli anni. Sì, lo stiamo rinforzando. E devo dire grazie a persone come Annalisa Zorzetic, che è il nostro sponsor, il sponsor principale da diversi anni, a cui quest'anno si è aggiunto la Gesteco, fondamentalmente è grazie a loro che possiamo incarnare e interpretare questo spirito di territorio, oltre ad altri, tutta un'altra serie di soggetti, di sponsor che ci stanno affiancando a vario titolo, e quindi di questo io personalmente sono contento, perché appunto il Mittelfest rappresenta il territorio e deve essere parte del territorio, quindi se non condividiamo assieme
questo spirito, poi si rischia di rimanere, come dire, correre un po' a vuoto, e quindi in questo senso il lavoro del territorio ci sta ripagando molto e siamo molto contenti. E allora li ha annunciati i prossimi ospiti il presidente Corciulo. Saluto Annalisa Zorzettic, titolare dell'azienda vitivinicola Zorzettic di Spessa di Cividale, da anni ormai al fianco del festival, con un contributo anche in termini di idee, no? Di contenuti molto pratico. E poi appunto per la Gesteco Alessandro Luci, che salutiamo e ringraziamo per la presenza, azienda del territorio che offre servizi integrati per l'ambiente. Alcune parole chiave che poi svilupperemo insomma con i nostri ospiti: l'integrazione, l'ambiente e poi anche la sostenibilità. Vado subito da Annalisa Zorzettic. Dicevamo un sostegno, quello al Mittelfest, che non è nuovo, ma che anzi si è rafforzato nel corso degli anni, nel tentativo anche di arricchirlo nei contenuti. Sì, abbiamo cominciato la collaborazione perché ci teniamo al nostro territorio, alla storia, alle radici. Il vino è comunque un ambasciatore di un territorio, il vino insieme ad altre cose, anche all'arte e alla cultura. E devo dire che abbiamo cominciato proprio per l'interesse nei confronti della nostra comunità, che è il comune di Cividale del Friuli, ma sono ben felice perché la Mitteleuropa negli ultimi anni e comunque in futuro abbiamo visto dei passi da gigante, per cui sono stati bravi a mantenere il Mittelfest, a vivere, andare avanti, anzi penso che avrà molto più riscontro ancora in futuro, ma anche per noi stessi, per il futuro, per il turismo futuro, per i consumi futuri, questa parte della Mitteleuropa che non era, che era vista un po', non abbiamo mai dato la giusta importanza. E abbiamo cominciato e spero di continuare, sono ben felice di collaborare, partecipare, essere coinvolta con il Mittelfest. Quando si parla di cultura a 360 gradi, quindi si diceva, no, appunto l'arte, il teatro, la musica, sì, ovviamente anche l'enogastronomia, che ha un ruolo importante nella valorizzazione di un territorio. Questo è da anni che lo sottolineiamo, che lo diciamo. Chi viene nel nostro territorio anche da molto lontano ha una delle motivazioni principali proprio in questo. Sì, tanto più negli ultimi anni che il vino è un piacere, è convivialità, come lo è una bella sera a teatro, come lo è uno spettacolo, come lo è la musica, come del buon cibo. È un piacere della vita, per cui si sposa benissimo. Azione integrata sul territorio, rete, un territorio che accoglie Mittelfest e che si mette a disposizione appunto di Mittelfest. C'è un progetto molto importante che vede protagonista appunto la Gesteco, un percorso di partnership che ruota attorno al tema della sostenibilità. È così, Luci? Assolutamente sì. Intanto devo ringraziare il dottor Corciulo, il direttore, ma tutta Mittelfest per averci dato l'opportunità quest'anno di essere presenti al vostro fianco. Siamo veramente orgogliosi. Il tema della sostenibilità è un tema che a noi sta a cuore da tantissimi anni. Noi siamo un'azienda che opera principalmente nel settore ambientale, oltre che nell'edilizia industriale, quindi il rispetto dell'ambiente per noi è sempre stato un punto chiave. Il rispetto dell'ambiente vuol dire anche essere sostenibili per raggiungere questo obiettivo. Bene, con il Mittelfest credo che ci sia l'opportunità di sfruttare questo canale e quindi di poter dare visibilità a questo tema attraverso l'arte, la cultura, la musica. Sappiamo benissimo anche nella storia che comunque tutto questo ha creato dei movimenti, dei pensieri. Siamo convinti e siamo a supporto del Mittelfest per far sì che poi anche la società stessa possa raggiungere anche questo percorso di certificazione che credo che sia unico nel suo genere in questo momento.
Certificazione, Presidente Corciulo, in che maniera allora non solo ci si interroga su una tematica ma si agisce concretamente? Allora, la volontà, il Consiglio di amministrazione ha valutato già lo scorso anno questo tema della sostenibilità e riteniamo che proprio per il messaggio culturale generale che il Festival porta avanti, essere un festival sostenibile nell'ambito dei parametri 2030 sia una cosa fondamentale proprio come messaggio di comunicazione generale, di cultura, proprio di passaggio di cultura. E lo stiamo vedendo, il problema diciamo, ambientale lo stiamo vivendo in questi giorni in maniera pesante, con appunto tematiche climatiche, tragedie di pochi giorni fa in Italia, a Trento, dovute appunto ai cambiamenti climatici. Quindi credo che questo tema della sostenibilità sia un tema forte su cui dobbiamo essere tutti portatori di messaggio, e quindi abbiamo chiesto al gruppo Gesteco di affiancarci in questo percorso per essere certificati come festival sostenibile e saremo tra i primissimi in Italia in questo senso, ma non è tanto per essere i primissimi, ma perché il tema vero è che bisogna fare cose concrete, perché altrimenti fondamentalmente chiacchieriamo senza poi come dire, fare nulla, e quindi ognuno nel proprio angolo deve cercare di portare avanti questo tipo di discorso, perché altrimenti ci ritroveremo in un territorio diciamo semideserto con tutta una serie di problemi, e questo tra l'altro quest'anno abbiamo avuto proprio al Mittelland un bellissimo spettacolo fatto col Convitto Nazionale in un progetto di alternanza scuola-lavoro, 17 selfie dalla fine del mondo, che personalmente ho apprezzato tantissimo, ma che parla della storia della rana bollita fondamentalmente, dove noi fondamentalmente in qualche maniera ci stiamo trovando, e quindi questi messaggi dove i ragazzi li vivono in maniera molto più forte di noi, perché loro vedono davanti a loro almeno altri 50-60 anni di vita, quindi chiaramente il tema lo vedono molto più, fra virgolette, vicino rispetto a quello che può essere una persona un po' più adulta, e quindi questo per noi vuole essere un messaggio forte da portare avanti. Quindi partner come l'Annalisa, che già nel suo, come dire, nella sua azienda la biodiversità, la sostenibilità la vive in maniera a 360 gradi, la stessa cosa con la Gesteco, vogliamo portare avanti questo messaggio che per noi è veramente, credo, molto molto importante. È vero, forse non conta tanto essere i primi, se questa è una cosa che rimane così, fine a se stessa, però che ci sia qualcuno che faccia da apripista e magari poi riesca a contagiare un territorio, questo penso invece sia davvero molto importante. Che cosa significa sostenibilità per un'azienda vitivinicola, o per meglio dire che cosa significa per voi, come avete interpretato questo tema? Noi, in azienda con i ragazzi, con i nostri collaboratori usiamo una parola, identifichiamo la sostenibilità con la parola buonsenso. Il buonsenso. Per quanto riguarda la campagna, le vigne, il territorio, la biodiversità, la sostenibilità è biodiversità. Ci sentiamo anche custodi di un territorio, perché le colline che ad esempio dei Colli Orientali che abbracciano sono alle spalle di Cividale, cioè, comunque per noi è un dovere anche lavorare la campagna in un certo modo, ci sentiamo un po' custodi. Biodiversità cosa vuol dire? Un attimo fermarci e riflettere su quello che è... abbiamo avuto gli anni del boom economico, del lavoro, abbiamo forse trascurato qualcosa, e già da una ventina d'anni circa che abbiamo voluto fare un passo indietro. Questo grazie anche a mio padre, per far capire l'esempio, quando io ero bambina andavo a mangiare in mezzo alle vigne, andavo a mangiare le ciliegie, le prugne, le pesche, biodiversità, era un territorio che non era monovarietale. Abbiamo ripreso pian piano questo lavoro in campagna e ci dà moltissima soddisfazione, anche perché è coinvolgente. La natura è vero, imprevisti, la natura ha imprevisti, ma proprio perché è natura, ma la natura ti paga sempre, ti ripaga sempre del lavoro che fai.
E sostenibilità in azienda o in un territorio noi siamo un po' una grande famiglia, io ci tengo ancora a queste cose come lo faceva in passato mio padre. Sostenibilità è partecipare insieme a uno spettacolo, e convivialità, e per noi anche l'arte, la cultura, la musica è intrinseca. Ci sono poi diversi modi per declinare, no? Sì, e sono dei valori comunque che da friulani li abbiamo tenuti un po' nascosti, ma ce li abbiamo tutti. E com'è per la Gesteco, il termine sostenibilità, come ci lavorate sul territorio? Ma allora, sul territorio naturalmente ci lavoriamo da anni, abbiamo capito grazie anche all'Agenda 2030 che oggi ci ha dato un cruscotto per andare a valutare con dei parametri, quindi non parliamo di greenwashing ma parliamo di parametri specifici. Essendoci fatti una radiografia interna abbiamo capito quanto eravamo già sostenibili come azienda, quindi dal recupero dei materiali, dal recupero di aree degradate, dal trattamento delle acque, dell'aria. Quindi abbiamo tutti questi elementi e stiamo continuando a migliorarci, ma visto che siamo arrivati a questo, tra virgolette, primo obiettivo, abbiamo voluto anche proporre all'esterno questa nostra esperienza, quindi ci rendiamo disponibili e offriamo un servizio alle aziende, ma non solo, a qualsiasi tipo di ente o comunque interlocutore che possa avere un interesse di intraprendere questa strada. Ci sono gli elementi, dobbiamo farlo. Siamo assolutamente obbligati a cambiare un po' quelli che sono i nostri atteggiamenti, le abitudini, perché tutti noi insieme possiamo fare sostenibilità. Quindi credo che sia un buon punto di partenza e il futuro prossimo lo vediamo sicuramente roseo sotto il tema della sostenibilità. Torno ad Annalisa Zorzettic per un altro aspetto. Si diceva Mittelfest che apre le porte a tutti, anche ai più piccoli, alle famiglie, ai giovani. Di questo si tiene conto anche per quanto riguarda la comunicazione, quelli che sono gli strumenti più diffusi oggi. Che cosa avete immaginato da questo punto di vista? Innanzitutto è bellissimo sentire, proprio come ha detto anche prima il direttore, il coinvolgimento dei bambini e delle famiglie in un mondo così virtuale. Avere qualcosa di concreto, di portarli a vivere queste esperienze è bellissimo. Per la comunicazione, il mondo moderno in particolare, ad esempio un veicolo importante è Instagram. Abbiamo insieme al Mittelfest questa collaborazione, abbiamo la fortuna di avere in Friuli un personaggio giovane che ama le cose fatte bene e sa comunicarle bene, che è Felix Jerman. Abbiamo coinvolto anche lui si occupa di marketing e di comunicazione del vino, ma anche lui è sostenibile perché comunica tutto quello che è il contorno e in particolare ha un bel appeal nel mondo dei giovani, ha una comunicazione easy, fresca, pop, che piace a tutti, dai piccoli ai grandi, e questa è una semplicità che però è difficilissima, sono poche persone che hanno questa empatia e così ci ricordiamo il tema dell'anno scorso. Ed è importante insomma riuscire a mantenere alta l'attenzione, a diffondere il messaggio utilizzando appunto anche questi strumenti, quindi bene, c'è anche un influencer a sostegno di Mittelfest, dei suoi progetti e della filosofia che l'anima. Peraltro c'è anche un'app, questa è un'altra novità ma ne parliamo subito dopo la pubblicità. Intanto ringrazio Annalisa Zorzettic e Alessandro Lucci per essere stati con noi. Grazie a voi. A tra pochissimo dopo la pubblicità. Grazie.
Di nuovo insieme, di nuovo in studio per parlare di Mittelfest con il presidente Roberto Corciulo, con il direttore artistico Giacomo Pedini. Prima della pubblicità accennavamo all'app, una novità che ci aiuta nella scoperta e poi anche molto praticamente, no, nell'organizzazione della nostra partecipazione a Mittelfest. Sì, quest'anno abbiamo, come dire, integrato ulteriormente già il panorama dei social, di tutte le piattaforme che abbiamo a disposizione per comunicare l'attività del Mittelfest con questa app che è una sorta di vetrina di fatto di tutte le attività, quindi vengono, come dire, messe a sistema tutti i vari social, le varie attività che noi comunque pubblichiamo già sul sito, ma vengono messe a disposizione sui cellulari. Abbiamo sia per chi usa il sistema Apple che il sistema Android, quindi facile da scaricare, la trovate come voce Mittelfest nei vari appunto shop di Apple e di Google Play, e da lì sostanzialmente si può accedere a tutte le informazioni del Mittelfest, anche per biglietteria, prenotazione e quant'altro, per tutte le varie informazioni. Quindi questo diventa un po' una sintesi. Mi aggancio a questo anche per, come dire, per comunicare il fatto che nel mondo del social siamo molto presenti, come abbiamo sentito prima appunto anche con l'Annalisa, fondamentalmente su Instagram, dove lavoriamo molto, tra l'altro anche con una bella collaborazione col Messaggero, tra l'altro dei giovani che portano avanti tutto un progetto appunto legato appunto su Instagram di comunicazione del Mittelfest, ma voglio ricordare il Mittelpod, che è un progetto che è partito durante l'inverno per raccontare alcune delle storie che verranno poi portate in scena durante il Mittelfest, e un progetto che presenteremo domani sera, di cui sono molto contento di dare un po' una prima. Domani sera avremo il premio dell'Ai Ristori, e per, diciamo, nell'anno del bicentenario della nascita dell'Ai Ristori verrà premiata una grande attrice, quindi chi vuole può venire a Ristori appunto a Cividale, e dove presenteremo anche il Mittelbubble, che è il progetto digitale di digitalizzazione di tutto il materiale del Mittelfest dei 31 anni. E questo per noi è un altro progetto che come CDA avevamo in testa già dall'inizio. Siamo riusciti a trovare uno spazietto nel nostro budget, e quindi abbiamo lanciato anche questa iniziativa, che sarà un'iniziativa a step e che appunto crediamo sia molto importante per come dire, rendere ancora di più trasparente e fruibile soprattutto tutto questo grande patrimonio del Mittelfest, che altrimenti rischia di rimanere negli armadi. Siccome in questi anni abbiamo visto diverse tesi di laurea fatte appunto sul Mittelfest, su vari come dire, angoli del Mittelfest, ci sembrava giusto mettere a disposizione questo materiale, quindi di questo sono particolarmente, diciamo, orgoglioso per questo progetto, che si unisce un po' a tutto il resto, quindi questo sistema di comunicazione unito anche a quello che stiamo facendo grazie a voi, che ci permette appunto di raggiungere il territorio, di spiegare cosa facciamo, perché non è sempre facile spiegare un'attività di un festival, soprattutto un festival come questo che è fatto da tantissime componenti e, come abbiamo detto prima, per pubblici diversi, che vanno dai bambini, progetto famiglie, progetto bambini, vanno alle persone più adulte, e quindi questa integrazione a 360 gradi per noi crediamo sia oggi una cosa necessaria per appunto divulgare il più possibile questo messaggio che il Mittelfest porta avanti. Ecco, anche questo è attenzione per il territorio, condividere il progetto, condividere il programma e farlo anche con chi vive qui in questo territorio, che ha appunto la possibilità a Cividale di assistere a tutto questo. Torno dal direttore artistico, perché abbiamo un'app sicuramente comoda e utile, a portata di mano, a portata di tasca per orientarci, ma insomma abbiamo qui il direttore artistico, ci facciamo un po' guidare alla scoperta del Mittelfest, ponendo l'accento magari su una parte del programma che ritiene particolarmente significativa. C'è tantissimo da dire, tantissimo da raccontare, ma insomma quantomeno qualche cosa anticipiamo. Beh sì, dai, iniziamo direi intanto da
dalla proposta che si lega veramente alla scoperta di Cividale del Friuli, che quest'anno avviene attraverso la danza, attraverso il teatro, ma soprattutto attraverso la musica e il circo. Ci tengo molto a questo perché credo che il circo sia una disciplina nobile, lavorare con i circensi è un grande piacere perché è come lavorare con degli atleti, quindi persone che sanno curare il proprio corpo e il proprio equilibrio fisico con grande finezza. Intanto vorrei citare a questo proposito uno spettacolo come Vizios, che non significa vizi ma visioni. È uno spettacolo di Kaunas 2022, che è la capitale europea della cultura quest'anno in Lituania. È uno spettacolo dedicato a un grande compositore lituano che era Čiurlionis, è un grande poeta, Mačernis. Le loro suggestioni saranno ricreate nella magia della riva del Natisone in Borgo Prossana, nel pieno della notte, come entrare in un grande bosco magico dove degli artisti meravigliosi che arrivano dalla Lituania sono guidati da un grande friulano che è Roberto Magro, uno dei migliori registi di circo che abbiamo al mondo e che finalmente insomma ci possiamo godere anche in Italia, e sarà in scena insomma, questo fine settimana, venerdì e sabato. E poi penso a un altro ritorno degli itineranti con Deja Walk, un percorso in cuffie e tablet per guardare Cividale del Friuli passeggiando nel presente ma anche nel passato, perché mentre gettiamo lo sguardo sugli scorci della città vediamo sul tablet com'era quel luogo nel passato, e quindi in qualche modo ci si apre una strana finestra nel tempo e nello spazio contemporaneamente, anzi direi nello spazio-tempo. E poi così ritorno al circo con un lavoro che sto curando personalmente con una bravissima attrice acrobata che è Eva Luna Betelli, con cui diamo il là al Teatro Ristori, al teatro Ristori il dopodomani, venerdì 22 luglio, con uno spettacolo, La singolarità di Schwarzschild, che racconta la storia di un grandissimo scienziato, Karl Schwarzschild, che spiazza Albert Einstein mettendo in crisi la sua teoria della relatività a un mese dalle pubblicazioni. Gli manda una lettera imprevista dalle trincee della Grande Guerra, dove Schwarzschild purtroppo finirà il corso della sua vita, ma dove intuirà quello che non torna nella teoria di Einstein, ossia quelli che poi saranno scoperti come i buchi neri. Li raccontiamo con un grandissimo cerchio di 4 metri di diametro, disegnato da Csabantal, che è un grandissimo scenografo ungherese, dentro il quale Eva Luna Betelli si muove con le sue acrobazie mentre ci racconta con la sua voce la storia di Schwarzschild, le parole di un grande scrittore, Beniamella Batut, e sotto di lei un violoncellista, Michele Marco Rossi, e il rischio sempre che loro due possano collidere, chissà, un po' di paura ci vuole. E questo è molto interessante, un modo nuovo di vivere il territorio, di guardare al territorio attraverso l'arte, con queste contaminazioni sempre davvero molto interessanti. La musica, che è musica classica, che è musica folk, con l'attenzione anche alla contemporaneità, alcuni fenomeni emergenti, chiamiamoli così. Beh, allora faccio due nomi per dare il compendio e la varietà. Quando si dice che Mittelfest si apre veramente a tutti i pubblici, che cosa significa? Beh, penso alla classica, due titoli. Abbiamo Massimo Quarta, grandissimo violinista, vincitore del Paganini anni fa, che viene a suonare con l'FVG Orchestra, tanto per fare un esempio di classica ai massimi livelli. Alexander Gagiev, nostro talento pianistico che sta esplodendo a livello mondiale, che porta Chopin e delle improvvisazioni di classica e inizia con noi un percorso di 3 anni, e quindi abbiamo veramente le vette della musica classica a Mittelfest, con dei progetti per Mittelfest stesso, ma poi controcanto chiudiamo il 31 luglio, domenica, al Convitto Nazionale Paolo Diacono, che ospita i nostri grandi concerti con uno dei grandi gruppi di questo momento, che è la rappresentante di lista, che ha giustamente furoreggiato a Sanremo con Ciao Ciao, ma che viene a Mittelfest con un progetto speciale fatto solo per Mittelfest e per Ravenna Festival, quindi solo 2 date in Italia, un concerto non solamente di rock, ma un concerto sinfonico con l'orchestra Arcangelo Corelli, che è un'orchestra classica di 40 elementi, e quindi l'idea è quella proprio di una grande contaminazione per una serata che penso che più colorata, più di festa, più imprevista e più vivace non si possa
non si poteva avere. Ecco, prendo spunto da questo per tornare dal Presidente Corciulo, anche questo è molto bello, perché a Mittelfest e a Cividale arrivano artisti noti del panorama nazionale ed internazionale che però fanno qualcosa di speciale per Cividale, di particolare, che si inserisce, no, poi perfettamente in quello che è il contesto di questo festival. Lì è un valore aggiunto chiaramente importantissimo. Sì, anche perché noi siamo proprio, una delle particolarità di Mittelfest è questa: oltre a essere un festival multidisciplinare, è un festival a tema, ovvero ogni anno abbiamo un tema, e quest'anno appunto il tema imprevisti scelto dal direttore, su cui si adeguano gli spettacoli, quindi gli spettacoli seguono questa logica. Chiaramente nell'ambito di un aspetto di territorio, la vendita del territorio, uso un termine improprio forse, ma il fatto di vivere il territorio con il festival è un altro degli elementi essenziali che vengono portati avanti all'interno di un contesto mitteleuropeo, o comunque di allargato su tutta un'area molto, molto particolare, e questo ci rende unici in Italia. Siamo considerati comunque nel nostro modello di lavoro con i festival italiani con cui ci confrontiamo, ma anche con quelli europei di cui facciamo parte e di cui siamo, diciamo, attivamente presenti, e abbiamo fondamentalmente riscontro di essere un'unicità in questo senso appunto a livello europeo, di essere appunto di avere questi tipi di caratteristiche. Quindi è chiaro che gli artisti lavorano proprio per Cividale, per il Mittelfest, e io sono anche contento che alcuni di questi hanno deciso di venire a Cividale, rientrare dopo molti anni a Cividale, ad esempio Paolo Fresu, che è un altro personaggio, un trombettista anche lui a livello mondiale, che viene a fare un qualcosa su Pasolini. Adesso ho tolto lo spazio al direttore, ma mi piace ricordarlo perché poi ci sono queste persone che in questo caso chiedono di venire al Mittelfest per vivere questo tipo di esperienza, e questo è quello che dicevo prima, è il messaggio fondamentalmente forte che Mittelfest porta avanti e che quindi sostanzialmente ci permette di essere unici, e chiaramente, come sempre, molte volte non si è profeti in patria, si è più, come dire, visti in modo, come dire, anche certe volte con invidia dall'esterno per questa possibilità che abbiamo di vivere questo bellissimo territorio. E penso che questo sia molto importante da sottolineare, perché è importante che ci sia consapevolezza anche da parte del pubblico di questo territorio di come si sviluppa la proposta di Mittelfest, di questa unicità che rende il festival sempre più riconosciuto a livello internazionale. Abbiamo sentito alcune anticipazioni di quanto sarà il Mittelfest, di quello che Mittelfest proporrà quest'anno. Scenderemo ancora più nel dettaglio tra pochissimo, dopo la pubblicità. Eccoci di nuovo insieme, siamo alle battute finali di questa puntata speciale di Elettroshock dedicata a Mittelfest. Come anticipato, entriamo un po' ulteriormente nel dettaglio del programma di questa edizione. Allora, intanto saluto e ringrazio Gioia Battista che ci ha raggiunto in studio, regista di Rosada, spettacolo che andrà in scena e del quale parleremo tra pochissimo, e poi un saluto e un ringraziamento per essere qui con noi a Cristian Carrara, compositore peraltro di Pordenone, quindi insomma parliamo del nostro territorio, ci fa piacere che artisti del territorio ritornino insomma qui, e l'occasione, l'abbiamo detto, è importante, considerato tra i compositori più originali della sua generazione. Con lui parleremo dello spettacolo Il silenzio in cima al mondo. Facciamo un po' introdurre questi due spettacoli che ci parlano di due personaggi importanti di questo territorio in ambiti completamente diversi, che sono Pasolini da un lato e Zoff dall'altro. Ecco, chiedo allora al direttore artistico un po' di introdurci a queste due produzioni. Beh, intanto sono felice di essere qui con Gioia Battista e Cristian Carrara, perché se queste produzioni arrivano a Mittelfest è grazie anzitutto proprio a loro due, perché sono stati loro per ognuno dei singoli spettacoli a pensarli, a proporli, e
e quindi sono molto contento di parlarne con loro. Rosada nasce naturalmente quest'anno perché sono i 100 anni dalla nascita di Pierpaolo Pasolini, con un'idea secondo me molto, molto affascinante, quella di provare a raccontare la materialità della lingua di Pasolini e della lingua friulana di Pasolini stesso. Per questo giustamente Rosada, combinando quindi la dimensione musicale a quella vocale e alla parola poetica. È veramente uno spettacolo che si muove tra dimensione sonora e quindi le sonorizzazioni di Ragno Favero e la presenza di un grande solista alla tromba come Paolo Fresu e poi anche la dimensione vocale di Elsa Martin e la parola di Pasolini grazie alla presenza di un attore come Nicola Ciaffoni. Quindi questo sicuramente mi fa piacere, anche perché quest'anno abbiamo scelto di raccontare veramente Pasolini in jazz. Dopodomani abbiamo Glauco Venier con uno spettacolo sempre dedicato a PPP e quindi in jazz, e poi lunedì sera avremo al Convitto Nazionale Paolo Diacono Rosada. Rosada poi rappresenta anche una importante collaborazione che abbiamo quest'anno sul piano regionale e che mette veramente al centro la lingua friulana. Infatti sono molto felice che noi come Mittelfest siamo in coproduzione di questa che è una produzione del Teatri Stabil Furlan, che quindi insieme a noi dedica veramente a Pasolini qualcosa di speciale, quindi è una gioia particolare in più essere dentro il progetto Rosada. E poi sono contento per l'appunto di avere con noi Cristian Carrara, che l'anno scorso è stato il compositore del pezzo del nostro concerto inaugurale, Devil's Bridge, con un brano dedicato al Ponte del Diavolo con l'FVG Orchestra, e quest'anno mi ha proposto in una collaborazione con la Fondazione Pergolesi Spontini che lui dirige, di cui lui è direttore artistico, l'idea di provare a immaginare uno spettacolo a tema sportivo e calcistico, che naturalmente ha colpito il mio cuore. Poi per una serie di interessanti traversie siamo arrivati alla storia di un grande friulano, questo veramente per caso, che è l'epopea di Dino Zoff, che è anche un modo per raccontare la storia di un pezzo dell'Italia secondo novecentesca, che si conclude forse con una grande epica imprevista, che sono stati 40 anni fa i mondiali del 1982. Quindi per me è un piacere particolare, anche perché poi Silenzio in cima al mondo tornerà per l'appunto in scena più avanti a Iesi, alla Pergolesi Spontini. Allora, fatta questa fantastica introduzione che ci aiuta a entrare nel vivo di questi spettacoli, andiamo a sentire naturalmente i diretti interessati, partendo da Pasolini, partendo da Rosada, facendoci raccontare allora dalla regista quali sono le peculiarità di questo spettacolo, che cosa significa venire a raccontare Pasolini in Friuli, che cosa significa farlo a Mittelfest in un anno che, come ricordava il direttore artistico, è particolare per quanto riguarda appunto le celebrazioni del nostro Pasolini. Beh, intanto per noi è un onore ed anche una grandissima responsabilità. Abbiamo scelto per l'occasione di avere un gruppo di lavoro di quasi tutti diciamo stranieri foresti dal Friuli, e quindi ci sono io che, pur vivendo da 20 anni a Trieste, sono originaria del Lazio, Nicola Ciaffoni che è veneto, Elsa Martin che è metà veneta e metà carnica, e Giulio Ragno Favero che è mezzo veneto e mezzo sardo. E alla fine, punta di diamante, Paolo Fresu, che ovviamente anche lui fa parte di una cultura, quella sarda, e anche di una lingua, quella sarda, che è così vicina, diciamo, come idea al friulano, quindi di queste lingue minoritarie così forti e con una cultura così importante per noi. Scegliere le poesie a casarsa di Pasolini non è stato un caso, e abbinarle con la musica neanche, perché c'è una frase che Pasolini dice proprio nella presentazione del suo libro, ed è l'origine del motivo proprio per cui lui ha deciso di scrivere in friulano. A 20 anni, Pasolini, quando scrive le poesie a casarsa, sente in una mattina d'estate questa parola risuonare nell'aria, Rosada, e la sente da Livio, che è uno dei suoi vicini al di là del cortile dove vive, e pensa che quella parola, appartenente a questa lingua
così storica, così ancestrale, è sempre stata solamente un suono, non è mai stata scritta, perché è una lingua fatta di oralità, e quindi decide di trascriverla e di usarla per la poesia proprio per farla vivere ancora. Quindi si mette a studiare il friulano, lui addirittura traduce i classici in friulano, si appassiona a questa lingua che non è la sua, perché lui comunque è bolognese di origine, e il dialetto che parla, poi anche la sua cadenza, quando sentiamo le sue interviste, è fortemente bolognese, ma la studia, la fa sua perché vuole appartenere anche a questa comunità, a cui lui si sente profondamente legato. Per Pasolini il Friuli è casa, e quindi a maggior ragione portare le sue poesie di nuovo a casa, di nuovo in Friuli, in una cornice così importante quale Mittelfest nell'anno del suo centenario, non potevamo che farlo con un omaggio a quella che è proprio la sua idea, il fatto che la parola sia un suono e che vada espressa come tale. E quindi abbiamo pensato proprio di abbinare la poesia alla musica, di provare a ritrasformare questa lingua in suono, e questo grazie appunto alle sonorizzazioni di Giulio Ragno Favero che ci accompagnano durante tutto il nostro viaggio, e alla voce di Elsa Martin, che è comunque un'improvvisatrice anche lei, ha una voce molto bella, molto particolare, e che giocherà anche con le parole proprio di Pasolini. L'ultimo, diciamo, gioiello è proprio, sono le improvvisazioni di Paolo Fresu, che si appoggerà alle musiche, alle parole, per generare un altro suono ancora, quindi che ci porterà ancora da un'altra parte. E questo è molto bello, lo sottolineiamo ancora una volta, che cosa significa poi parlare di Pasolini in questo territorio, in questo contesto così particolare. Andiamo al concerto di Christian Carrara. Allora, come viene raccontato in musica? Quanto ha fatto Dino Zoff nel dettaglio, ma quanto ha fatto insomma la nostra nazionale in quei mondiali che sono entrati nella storia? Sì, beh, questa innanzitutto è un'idea che ci è venuta con Giacomo proprio parlando assieme, e io sono sempre stato interessato a far sì che l'arte dialogasse con altre forme, con altri linguaggi, e in particolar modo questa volta l'idea è stata quella che l'arte, la parola e la musica potessero dialogare con un evento enorme, che è stato quello dei mondiali dell'82, ricorrono i 40 anni da quei mondiali, dalla vittoria dell'Italia, e mondiali che hanno unito il paese, hanno fatto in modo che l'Italia si sentisse veramente unica e unitaria. È stata una grandissima epopea. Scavando, poi quest'idea ha trovato un uomo che ha incarnato quella spedizione, un uomo la cui storia è straordinaria, ma anche il tipo di carattere è straordinario rispetto al modello di calciatore a cui siamo abituati oggi, e quest'uomo era Dino Zoff, e io, essendo friulano, ovviamente ho detto, insomma, questa è l'occasione giusta. Peraltro quest'anno compie 80 anni, quindi abbiamo 2 anniversari, 40 anni dei mondiali dell'82, ma gli 80 anni di Dino Zoff che vogliamo celebrare così, con uno spettacolo che in sostanza guarda quei mondiali, che sono solo l'ultima parte dello spettacolo, ma raccontando la sua vita, e partendo dal Friuli, partendo da lui ragazzino, dai campetti in cui giocava, e via via fino ad arrivare appunto in cima al mondo. E il titolo è Il silenzio in cima al mondo, perché a un certo punto tutti ricordano che nell'82 la nazionale impose il silenzio stampa, e l'unico titolato a parlare era proprio Dino Zoff, che sappiamo essere uomo, ce lo ricordiamo anche quando fu allenatore della nazionale, non di molte parole, uomo silenzioso, taciturno, uomo friulano per molti aspetti, no? Che interpretò ancor meglio in quel momento quello che è proprio il carattere dell'Italia. Non è un concerto di per sé, perché il testo originale è stato scritto da Giuseppe Manfridi, è un reading musicale, la cui parola è stata affidata alla splendida interpretazione di Pamela Villoresi. Quindi è un mix di teatro e musica. La parola si sviluppa, è un grande racconto in cui la musica si inserisce, la musica di un flauto, una fisarmonica e un contrabbasso. 3 strumenti particolari perché, per stare assieme, ma di fatto questo è un viaggio, perché si parte dal Friuli, poi si andrà a Napoli, si andrà in America Latina e poi via via si arriverà in Spagna. Quindi è un'epopea di un uomo, c'è la possibilità di conoscere luoghi ed epoche. Io sono del 77, che io conosco poco, ho visto e ho sentito parlare
dell'82 avevo 5 anni, però ne ho sempre sentito parlare come qualcosa di mitico e ci piaceva l'idea di ricostruire questo aspetto, e la musica si insinua nella parola con spazi propri, ma poi devo dire è uno spettacolo dove parola e musica si equivalgono e dove la potenza narrativa del testo di Manfredi e la bravura di Pamela Villoresi tirano fuori quest'uomo che effettivamente è stato un esempio per quegli anni, ma posso dire forse un esempio anche per l'oggi, come un modo diverso di vivere lo sport e di vivere anche il successo, e forse anche un modo per ripensare cosa vuol dire essere friulani oggi, credo. Che cosa significa calcare il palcoscenico del Mittelfest? Lo chiedo a entrambi, partiamo da Gioia. Allora, io torno a Mittelfest, ho fatto tanti Mittelfest come aiuto regista e torno molto volentieri invece come proprio regista e drammaturga dello spettacolo. Mittelfest è un festival unico nel suo genere, secondo me, perché è vero, ha radici molto solide nel Friuli, però guarda tutta Europa. E la cosa incredibile è che in una città così bella, così a suo modo peculiare, particolare, a un certo punto si riversa in strada il miglior teatro che noi possiamo vedere in Europa e nel mondo anche, insomma abbiamo visto anche delle produzioni molto belle. Quindi è un luogo di incontro, è un bel modo di vivere il Friuli stesso, Cividale, la gente del posto e le compagnie che fra di loro si intersecano e si incontrano in questo modo. Quindi è una grandissima emozione, un grande onore e insomma, speriamo di restituire al pubblico un po' di quella magia di Mittelfest. Che cos'è Mittelfest per Cristian Carrara? Io non ho mai calcato il palcoscenico di Mittelfest perché ho sempre scritto qualcosa per Mittelfest e quindi neanche stavolta sarò sul palcoscenico di Mittelfest. Ricordo la prima mia produzione per Mittelfest fu proprio un concerto per viola, The Wasteland, la terra abbandonata, per viola e orchestra, dedicato al poema di Thomas Eliot, e poi appunto l'anno scorso con questo pezzo per violoncello e orchestra dedicato invece al Ponte del Diavolo. E quest'anno ho contribuito alle musiche assieme a Marco Attura, le abbiamo scritte insieme ed è stata anche questa un'esperienza bella. Beh, Mittelfest credo sia uno dei festival più unici in Italia per una serie di caratteristiche che fanno di questa terra, io credo, una terra unica. E il fatto che qui si respira ancora una situazione veramente europea, per influenze di culture, linguaggi, storie. E da altre parti io ho vissuto 20 anni a Roma, adesso sono tornato a vivere in Friuli, vi garantisco che a Roma il senso di internazionalità che si vive qui, lì non si vive. E questo secondo me è il vero cuore che fa di una terra di confine in realtà il centro d'Europa potenzialmente, e il Mittelfest ha sempre rappresentato questo fin dalla sua nascita. E in più, devo dire, è un festival che è attento al pubblico, ma al tempo stesso è attento a proporre sempre cose originali e di qualità. Troviamo nei festival sempre due bilance diverse, o festival esclusivamente popolari, oppure festival talmente arcigni ed elitari che molti non ci possono andare perché non capirebbero. Ecco, qui merito dei tanti direttori artistici, non da ultimo di quello attuale, c'è sempre un mix interessante di spettacoli per tutti, ma al tempo stesso non scontati. E per me poi è un piacere, come direttore del festival Pergolesi Spontini di Iesi, riuscire a coprodurre qualcosa assieme con un festival così bello e così vario anche. Credo che la prospettiva che ci ha appena offerto sia importantissima, descriva molto bene qual è la particolarità di questo festival e l'opportunità che dà a tutti di avere vicino casa, peraltro, in un unico contenitore, un assaggio di questa atmosfera della Mitteleuropa, e questo solo vivendo il Mittelfest lo si può capire fino in fondo, quindi approfittiamo di queste parole e le rivolgiamo a chi ci sta seguendo come invito a vivere in prima persona questa atmosfera. Assolutamente, io credo, insomma, ringrazio Gioia e Cristian per quello che hanno detto, perché è
è la testimonianza del tipo di lavoro che cerchiamo di fare e che credo sia un po' la peculiarità del nostro festival, valorizzare la sua posizione veramente di confine. Abbiamo spettacoli molto sottili, anche complessi, difficili, insomma penso a Stand Alone, al Palazzo del Nordis, o anche Project di Torne Sirai, che arriva dal Kosovo, mette insieme italiani, serbi, tedeschi, kosovari, e poi la capacità invece di avere dei progetti che partono forse da grandi mitologie, talvolta anche nazional-popolari, come è stata l'epopea dei mondiali dell'82, ma con una costruzione sui generis, con una costruzione originale, che sono felice insomma di poter far vedere qui, ma di poter far vedere anche altrove. Quindi sì, è la strada su cui si sta lavorando. Siamo arrivati alla fine di questo appuntamento. Mi ha raggiunto il presidente di Mittelfest, Roberto Corciulo, per aggiungere ancora un elemento di non poco conto. Abbiamo aperto dicendo un Mittelfest per tutti, questo è un po' lo slogan. Abbiamo parlato dei bambini, abbiamo parlato delle famiglie, un occhio di riguardo anche ai giovani, anche qui con grande concretezza. Sì, mi piaceva ricordare, oltre appunto tutto questo pacchetto di incentivi che trovate all'interno della biglietteria, su tutti i dati della biglietteria, abbiamo voluto quest'anno anche dare una restituzione al territorio, per cui ai ragazzi 18-26 anni che comprano i biglietti daremo un voucher di 5 euro spendibile nelle attività commerciali di Cividale, e crediamo che questo sia un ulteriore segno da parte di Mittelfest di, di attenzione verso appunto i ragazzi, che comunque per arrivare a Cividale devono spendere soldi, oggi la benzina costa, eccetera eccetera, quindi dare un aiuto in questo senso, ma dall'altra parte dare anche un concreto segnale sul territorio dove noi lavoriamo, dove noi portiamo avanti questo bellissimo festival. Grazie allora al Presidente Corciulo, grazie a tutti i nostri ospiti, ai quali auguriamo naturalmente buon lavoro, e non resta altro che dire buon Mittelfest a tutti. Grazie ancora, grazie. Grazie. Arrivederci, alla prossima.